La sua grandissima passione era la bicicletta, un amore, quello per il ciclismo, che l'ha portata a scalare montagne, forte e decisa sui pedali lungo strade tornanti fino a conquistare le vette più alte. Anche stamattina Onorina Chiurato, 54 anni di Cassola, è salita in sella alla sua amata bici da corsa per raggiungere il suo gruppo ciclistico a Sant'Anna. Insieme avrebbero proseguito verso Valdobbiadene, un giro d'allenamento di circa 100 km, finito invece tragicamente a Rosà. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, la 54enne stava procedendo con altri amici, anche loro ciclisti amatoriali, quando si è scontrata con una SUV Opel condotta da un cittadino albanese all'incrocio con via Cadolfin. I soccorsi sono stati immediati, sono stati i compagni a chiamare subito il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEM. Ogni tentativo di rianimazione compiuto dai sanitari è stato però vano. La 54enne non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate. Sull'asfalto rimangono le tracce del tremendo impatto, i segni della morte che Onorina ha incontrato in questa mattina d'agosto. Gli amici guardano attoniti e addolorati, non ci sono parole. Era una donna gioiosa e solare, ci raccontano, amava molto la sua famiglia. Il marito Severino Bordignon, con il quale condivideva anche la passione per il ciclismo, e i 2 figli. A Rosà la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora fino alla rimozione della salma.